Bambini senza penne o senza astucci, studenti che non partecipano alle ore di educazione fisica perché senza tuta da ginnastica o senza scarpe. Questa è la fotografia della scuola nel Pordenonese in tempo di crisi. Famiglie in difficoltà economica a causa della cassa integrazione o della disoccupazione, e a farne le spese sono i più piccoli, che si trovano ad andare a scuola senza il materiale didattico e con la paura di essere derisi dai compagni di classe. Ci sono persone, famiglie in necessità in questo momento, non solo straniere ma anche molte italiane, e soprattutto la crisi occupazionale, quella che si fa sentire, e naturalmente di riflesso colpisce anche i bambini in età scolare. Nel nostro territorio abbiamo una situazione anche abbastanza pesante che deriva da uno storico abbastanza difficile. Abbiamo la sensazione, che è più di una sensazione, è quasi una realtà, che questo bisogno nettamente aumenta. Ad accorgersi del disagio spesso sono gli stessi docenti, che notano in classe le difficoltà di qualche alunno. Per questo la Coop Consumatori Nord-Est del distretto di Pordenone ha destinato oltre 20.000 euro per l'acquisto di quaderni, penne e cartelle, rivolti alle famiglie bisognose. Nel momento in cui la maestra vede che mancherà qualche tipo di materiale, sarà la prima a offrirlo come un aiuto dato al bambino stesso. A raccogliere la somma gli stessi soci che hanno convertito i punti raccolti con la spesa a favore del progetto. Siamo andati a cogliere, attraverso le richieste che ci sono venute dai comuni e l'impegno dei soci, le esigenze vere delle persone, delle famiglie in questo caso, presenti nel territorio, che subiscono gravemente una crisi che sembra non avere fine. 3.000 euro i fondi destinati alle 70 famiglie di Porcia e a Fiume Veneto, 8.500 invece quelli stanziati per Pordenone. I buoni andranno da 5 a 50 euro a famiglia e potranno essere spesi nelle 3 sedi Coop del distretto di Pordenone.